Tisili, buongiorno, siamo qui al campo di Acquagranda come di solito dal ritiro del Palermo a Livigno, appuntamento con la seconda amichevole di questa trafila di preparazione precampionato del Rosanero. L'avversario di quest'oggi, scusateci se la pronuncia non sarà delle migliori, il Rapperswil, squadra svizzera di terza categoria nazionale. Sì, è una squadra che fa professionismo comunque, quindi sicuramente più... Sì, intanto c'è chi ci passa davanti senza stare davanti alla telecamera. Comunque... La buona notizia è che ci sono dei tifosi che vengono a guardare il Palermo. Sì, assolutamente. Stavo dicendo, appunto, è una squadra di divisione professionistica, quindi più importante rispetto all'ultimo avversario, che è stato tra l'altro il primo di questo ritiro di Livigno, e vediamo se troveremo altri spunti da parte di questo Palermo che ha un po' di essenze. Assolutamente sì, la speranza è che come sempre l'avversario riesca a mettere un pizzico in difficoltà la squadra di Dionisi, proprio perché da questi spunti nascono ovviamente i migliori consigli dal punto di vista tecnico e tattico. Andiamo a vedere subito la formazione. Alle nostre spalle potete già vedere la squadra avversaria che sta facendo il riscaldamento. Non è ancora arrivato invece il Palermo, anzi sì, scusate, sì. Ho dovuto sbirciare un po' meglio alle mie spalle. Ci sono già sia la compagine tra virgolette di casa che quella ospite, quindi dopo manca proprio mezz'ora fiscalmente al fischio di inizio e poi si partirà. Allora andiamo a vedere appunto le formazioni e come dicevi tu ci sono tante assenze, in particolare quelle degli infortunati che comunque sono rientrati da poco, ovvero c'è Caroni che ieri ha svolto metà allenamento con la squadra e metà a parte, non compare in distinta, quindi non lo vedremo oggi. A sorpresa assente anche Ranocchia che non si è allenato ieri pomeriggio, non sappiamo ancora di che natura si tratti il suo infortunio, assente ancora Segre, assente ancora Stulaz, quindi il centrocampo è veramente lacunoso, quindi è il reparto che sicuramente soffre di più. De Planche non c'è ancora, sappiamo che ha uno strascico di infortunio abbastanza lungo, e assenti anche i due nuovi arrivati, Nicolau ed Henry. Hanno fatto un'ispezione di allenamento, però evidentemente Dionisi non li ha ritenuti ancora pronti a scendere in campo con i compagni. Sì, diciamo che i nuovi giocatori del Palermo non li potremo vedere in questo test amichevole, ma ci sarà sicuramente tempo per vederli a partire dalla prossima amichevole contro il Monza. Sicuramente quello sarà il test, oltre ad essere quello più probante, è anche quello che chiuderà il ritiro qui a Livigno. C'è da aggiungere una situazione che è quella del centrocampo. Come ha detto Chiara, ci sono tantissime assenze e quindi andiamo a leggere la formazione e capiamo quanto è rimaneggiato in zona nevralgica del Palermo. Assolutamente sì, ovviamente in porta vedremo di nuovo Gomis con l'unico sostituto che è Nespola. In difesa c'è un qualche dubbio, perché sicuramente al centro c'è Lucioni, ma è da capire con chi farà coppia l'esperto difensore, perché nel reparto difensivo abbiamo Graves, abbiamo Diachité, abbiamo Buttaro, due ovviamente andranno sulla fascia a comporre la difesa a 4, uno invece si piazzerà al centro con Lucioni. Faccio una prediction, mi aspetto questo tipo di linea a 4 davanti a Gomis, in mezzo Graves e Lucioni, sulle fasce Diachité e Buttaro. Diciamo che è stato questo un po' quanto provato negli ultimi giorni. Mi aspettavo Peda, devo dire la verità. Anch'io mi aspettavo Peda. Questo sarà lo schieramento scelto dal tecnico Dionisi, e ricordiamo che nel secondo tempo è molto probabile un enorme cambio di formazione e di scelte, visto che i cambi e le sostituzioni sono illimitate in amichevole. Assolutamente sì, c'è chi sostiene Diachité possa giocare anche centrale, effettivamente è un ruolo che gli compete, però io personalmente non l'ho amato visto in questo ruolo, piuttosto lo preferisco sulla fascia perché ha velocità, ha forza nell'1 contro 1, quindi sono d'accordo perfettamente con te, secondo me al centro andrà Graves. Andiamo a centrocampo, che come abbiamo detto è il reparto un po' più in difficoltà, e ci sarà Saric che è al suo primo vero test, perché comunque è rientrato dal prestito e quindi c'è grande curiosità. Possiamo richiamarlo un nuovo acquisto qua. Esattamente, un nuovo acquisto del calciomercato del Palermo, e sicuramente il tecnico Dionisi vuole vederlo al meglio. Al suo fianco c'è Gomez, e poi secondo me Basic andrà a fare quello che è il ruolo prediletto, diciamo, da Ranocchia, che oggi è assente, e quindi andrà a giocare un po' più avanti rispetto ai compagni. Sì, lui è una mezzala, e infine c'è il tridente. Assolutamente sì, c'è il tridente. Sulle fasce ci saranno Insigne e Di Francesco, mentre il solito Brunori al centro dell'attacco, anche perché come abbiamo detto non ci potrà essere Henry.
aspetto che sia questo il tridente titolare anche lungo il corso di tutta la stagione, perché secondo me sono i 3 giocatori più importanti di questo Palermo insieme a Ranocchia e Segre, e quindi da loro ci dobbiamo aspettare tanti gol, tanti assist e tanti punti portati a casa grazie alle loro giocate, ai loro colpi da campioni che quali sono per questa categoria, e chiaramente in amichevole magari non mi aspetto 10 gol come nell'ultima, ma una vittoria abbastanza larga. Assolutamente sì, andiamo a vedere anche quella che è la panchina, abbiamo detto già di Nespola, poi è abbastanza corta, c'è Di Mariano, c'è Bro, Damiani, Corona, Peda, Devetac e Fella. Peda che tra l'altro ha giocato tutta la prima amichevole di questa stagione, questa volta parte dalla panchina ma sicuramente entrerà a gara in corso. Data la disponibilità numerica un po' ridotta, non mi aspetto una rivoluzione, insomma quelle due squadre a cui spesso siamo abituati, esatto, non è fattibile vedere due squadre diverse, più plausibile vedere un entra ed esci di giocatori, proprio perché comunque bisogna dare spazio a tutti e le condizioni ancora sono quelle che sono. Poi c'è anche la formazione avversaria, a questo punto vi andiamo a leggere non con poca difficoltà i nomi che affronterà il Palermo, a partire dall'allenatore che è David Sesa, quindi partiamo dalla lettura degli 11 titolari che sono Grob, Arman, Omerovic. Grob o Gross? Vedremo qual è la pronuncia giusta, c'è una B sola, quindi mi aspetto sia Grob. Come detto Amman, Omerovic, Abassa, Morgado, Soldo, Aieti, questo è un nome complicatissimo ma proviamo a dirlo, Esilcar, poi abbiamo Tia, Salì, Volkart, Ribeiro e Bischeman. A disposizione del tecnico Sesa, Padula, Marchad, Maltet, Schmidt, Duong, Boom, Vasic, Iapichino e Pousa. Questo è lo schieramento, non sappiamo bene quali sono i ruoli precisi dei giocatori, ma li vedremo in campo e lo scopriremo. Andiamo a vedere se un tifoso viene qui, uno casuale. Al Buongiorno a tutti. Nome? Io sono Marco Placente. Da dove vieni? Vengo da Cologno Monzese, però sentite che l'accento non è proprio me ambrosiano. Va. Non sei riuscito a portare il sole, hai portato il tempo di Milano. Lo so, ma ultimamente a Milano insomma la situazione migliora. Speriamo che non arrivi la grandine. Speriamo di no. Eccoci qua per questa partita internazionale, attenzione. Assolutamente sì. Allora, cosa ti aspetti da questo Palermo? L'anno scorso abbiamo fatto le prove per salire, quest'anno non ci sono scuse, vogliamo sempre quella cosa che inizia con A e finisce con A di una sola lettera, vogliamo salire in Serie A o come si dice a Manchester a macchianare, quindi assolutamente le aspettative sono tanti, si lamenta col solito un po' di lungaggine sulle trattative, però mi sento di dire che questo gruppo è già precostituito. Mi piacerebbe chiedere al mondo cosa serve al Palermo, serve qualcuno a sinistra numericamente, serve capire la situazione di Brunori che secondo me c'è un problema, per il resto bene o male ci siamo, secondo me. Ci sono squadre come la Cremonese che si è rafforzata tanta, noi questo campionato lo dobbiamo vincere, siamo fiduciosi che il mercato chiude il 31 di agosto, siamo fiduciosi di una forte proprietà e siamo fiduciosi sul fatto che i giocatori sanno che noi vogliamo la Serie A, quindi aspettative tante, di concreto ancora poco perché il cantiere è ancora veramente a cielo aperto, quindi assolutamente. A proposito di Brunori, noi poc'anzi a microfoni spenti scherzavamo su quella che è la nostra Brunori Cam, vi abbiamo raccontato tutti i movimenti, tutti i sorrisi, tutte le smorfie del capitano di questi giorni. Qual è la tua idea? Resterà o andrà via? Allora, prima della fine del campionato io avevo espresso insomma anche pubblicamente il fatto che se un giocatore voglia giocarsi le proprie carte in Serie A a 28 anni secondo me è legittimo. Io sarò sempre comunque grato al nostro attuale capitano, vero è che il Palermo ha il cartellino, quindi se il Palermo ha il cartellino giustamente non è che lo può regalare. Sono fiducioso sul fatto che si riesca a trovare una soluzione, sono contento se Brunori rimarrà perché comunque è una persona che al di fuori di questo periodo è una persona, ricordo il campionato di Serie C, ricordo i 2 campionati B, ha sempre fatto il suo. Probabilmente la frase col Brescia e col Venezia non è stata capita tutto, è stata detta male, questo permettetemelo, però mi piacerebbe che comunque venga lasciato un bel ricordo perché è un ragazzo che per questa maglia ha dato tanto, quindi comunque vada ci dobbiamo stringere la mano e ricordarlo sempre per quello che ha fatto per il Palermo.
Palermo. Secondo te qual è la cifra giusta per lasciar partire Matteo Brunori? Ma dice che 5 non li accettano, 10 ne vogliono 10, la via sta sempre in mezzo, ma soprattutto qualsiasi sia la cifra che non entrano né in tasca a me né a te, bisogna trovare una soluzione. A Parma voglio un giocatore, a quanto pare si allena bene, un giocatore che scenda col sangue agli occhi, non abbiamo più bisogno di false partenze, quest'anno ripeto dobbiamo salire in Serie A perché è giusto che sia così. A proposito di sangue agli occhi, abbiamo un nuovo numero 10, Ranocchia. Che ne pensi di questa scelta? Innanzitutto il 10 è una maglia che pesa, lui stesso ha ricordato Miccoli nel recente passato di maglie carismatiche, chi la indossa per lui è anche una prima volta, ci ha fatto vedere gran bel calcio e anzi mi ricordo che qualcuno si lamentava del fatto che la Juve l'aveva venduto solamente 3 milioni, se noi riusciamo a confermare un Ranocchia a quei livelli secondo me quella maglia sarà sua vita e verrà ricordato quel suo numero 10 perché ha sicuramente le caratteristiche. L'anno scorso, se vi ricordate, era stato bloccato anche da un problema fisico, quindi questo non sta bene. Noi confidiamo anche in Ranocchia. A proposito invece dei nuovi acquisti, in particolare Nicolao ed Henry, come li vedi? Allora, sicuramente sono scelte dell'allenatore, anche se poi Henry, lui stesso l'ha detto, la trattativa era risalente già a gennaio. Per quanto riguarda Nicolao, non si preoccupi, no? Intanto è veramente una diretta, un work in progress. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Nicolao lo ha voluto l'allenatore perché lo conosceva, non lo sconosco, ho fiducia nell'allenatore, mi dispiace perché poi gli abbiamo dato soldi Soleri che farà bene allo Spezia, speriamo non contro il Parma, farà glielo auguriamo, glielo auguri fortemente, e Aurelio a farsi un prestito, quindi che vi devo dire, ci crede fortemente, noi ci crediamo con lui, è un giocatore che ha giocato in Serie A, per carità nello Spezia ma ha giocato in Serie A, la difesa l'anno scorso nonostante fosse migliorata ha preso più gol dell'anno prima, quindi da dove parte la promozione del Palermo? Sempre dalla difesa, e poi insomma il resto vedremo. Henry, giocatore che gli addetti ai lavori dicono molto, nel senso il sostituto di Mancuso, lui si programma come Duttile che può giocare dovunque, può fare la boa, può fare anche il rigorista, ci ha detto basta che segna o basta che fa assist e basta, probabilmente lui insomma come fisico ci può dare una mano, assolutamente bene, si completa con Brunori. A proposito di difesa c'è un nuovo innesto che è Peda. Sì, Peda è qualcuno che abbiamo preso già dall'anno scorso, che quest'anno l'abbiamo preso, ci sono grandi aspettative, è un picciottietto come si dice a Livigno, speriamo che vengano le aspettative rispettate. Io però aggiungerei un'altra persona perché ce lo scordiamo sempre, noi l'anno scorso abbiamo speso 5 milioni per 2 giocatori, De Planche che ha giocato 5 minuti e Vasic. Poi mia moglie è appassionata di Vasic, dice che è bellissima, probabilmente lo è, però in campo più che 3 milioni per adesso ha dimostrato di valere 3 milioni, quindi mi auguro, impiegato in tutti i ruoli possibili e immaginabili, ma tra un po' lo mettevano anche io in non porta. sono un patito del 4-3-3, ma lui l'anno scorso non si capiva come giocava, però Vasic potrebbe essere quella sorpresa che noi tutti ci aspettiamo e ci auguriamo. Sono perfettamente d'accordo con te, prima di lasciarti alla partita un pronostico. Vabbè, oggi vinciamo, probabilmente arriveremo anche a doppia cifra, segneranno tanti giocatori, ma il pronostico che ci interessa è quello che noi aspettiamo. Grazie Marco. Saliamo. Partita. Ciao. Torniamo con Anthony e leggiamo un po' di commenti perché ne sono arrivati veramente tanti. Ci provo perché ho lo schermo del cellulare un po' bagnato, come vedete siamo un po' zuppi, però non ci fermiamo mai. Assolutamente. Allora andiamo a leggere cosa dice Carmelo. Praticamente facciamo un amichevole già con l'emergenza giocatori, ce ne vogliono almeno altri 5 per colmare la questione infortuni. Speriamo non sia nulla di grave, diciamo. Tanto arriva un sostegno Supporto dalla tecnico. regia.
sta succedendo di tutto. Vai Anthony, ti ascolto. Gente va, intanto tu occupati del sostegno tecnico. Intanto dicevo questo, sì, per rispondere al commento, io mi aspetto invece che questi giocatori recuperino entro la fine del ritiro di Lignio, perché è necessaria la loro presenza per lavorare, per migliorare l'adempimento tattico che sta cercando di imporre Dionisi in questo ritiro piovoso, chiamiamolo così, dopo qualche giorno di sole. E niente, andiamo a leggere qualche altro commento. Tra l'altro, a proposito di questo, un altro tifoso qualche giorno fa si scriveva che è fisiologico avere dei problemi ora, non lo è averli invece più avanti. Speriamo che effettivamente sia così. Sì, infatti è meglio averli adesso che non durante il campionato. Dietro. Non ce la facciamo oggi i tifosi hanno deciso Con di invaderci la tutte diretta. le difficoltà del caso. Leggiamo un altro commento di Tonino. Nonostante le critiche, tutti gli allenatori schierano sempre Gomez da titolare, giocatore importante per coprire il centrocampo e protezione della difesa. Sì. Secondo me qui abbiamo un parere contrastante, vediamo. Allora, io penso che Gomez sia un giocatore utile alla causa, perché comunque già viene da tanti anni di qui, sempre a Palermo, e comunque si è dimostrato valido, altrimenti non penso siano tutti, come dire, incompetenti quelli che lo mettono in campo. Se Corini ha scelto di renderlo un perno, Mignani non ne ha fatto a meno e Dionisi ci sta lavorando come potenza titolare, visto anche che Stulaz, diciamo che è sempre meno pronto dal punto di vista fisico col passare degli anni. Io sono dell'idea che Gomez sia un giocatore, un centrocampista che dà molto equilibrio, dà molta stabilità al centrocampo, però ecco, non lo vedo un giocatore capace di fare la differenza nell'11 titolare. Non è quel giocatore che cambia le partite con i suoi passaggi, quindi mi trovo a metà tra il parere del tifoso. Tra l'altro un altro tifoso ci scrive che invece come regista non ha visione e piedi. No, infatti Questo non è un playmaker puro che aggiunge chissà quale fosforo, però è un buonissimo equilibratore, uno che gioca a due tocchi e cerca soprattutto di ripulire un po' quello che è il gioco degli avversari e quello proprio. Diciamo che uno che ci può stare in mezzo a questa squadra. Carmelo spezza una lancia a favore di Henry e invece ci dice: ma quale sostituto di Mancuso sarà un titolare inamovibile? C'è da vedere quale sarà lo schieramento, perché se Brunori resta non vedo molte possibilità. Assolutamente sì, tutto dipenderà dal futuro di Brunori e anche eventualmente nuovi innesti di mercato in attacco. Sì, ci stavano per invadere per la 10ª volta la diretta, oggi non ce la facciamo, però comunque dobbiamo portarla a termine questa missione di pre-partita. Assolutamente sì, anche perché mancano pochi minuti, a breve inizierà appunto la diretta dell'Amichevole, che vi ricordiamo potrete seguire sui canali ufficiali del club con la telecronaca di Niccolò Siluffo, che salutiamo. È già piazzato in torretta, Sì, confermiamo. sì, è pronto. E ovviamente al termine della partita potrete vedere gli highlights sempre sui canali ufficiali del club, e noi invece ci riaggiorneremo col post partita, meteo permettendo. Forse ci vedrete al chiuso e non all'aperto come adesso, però commenteremo insieme il risultato e la prestazione dei rosanero. A tra poco.